Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Un'altra artimanna de sa terra nostra est su canto, sa poesia improvvisata, su canto a bolo. È uno dei maestros è Dionigi Bitti. Dunque eus andai ad agattare in Uliana, sa bidda proprio di Luigi Bitti, a undi teni questo laboratorio, questo luogo a onde attovia dai giovani che hanno tisciri, cosa sa pizzo de sa poesia improvvisata, locutoresa. Dunque sarà faibilità di voi contai, può arrivare a tenni questo dono umano della poesia improvvisata. E us ascoltai prima si scheda del professore Marco Luzzo e poi s'agattavo un pari in Uliana ande Dionigi Bitti e usaviri questa artimanna della improvvisazione poetica itta sadannai. In Sardegna vi sono battos tradiziones de poesia improvvisata, che sono diversas, poi nuove naschini, posa limba e sar formas metricas usadas de sos poetas. Diversas sunt fina sas strutturas de sa gara, su modu de cantare sos versos e commente su canto est accompanzau. Sa prus connota e diffusa est sa poesia logudoresa. Sar garas poeticas logudoresas si aghen su prus in istiu, cun sar festas de sos santos. Bisogna faser diversas, certas in uve, duos o tres poetas sun liberos de cantare su tema chi preferini e atteras in uve su tema es proposto de su comitau chi sa esta. Può diventare un poeta de gara sono necessarios talentu, chi sono dono naturale, pratica e tocca ad imparare ascoltando le zindes a garas antigas. Esos poetas de palco sono de prusa manco una deghina e certo stenene pago pro de 30 annos. Invece il suo pubblico va gente meda entrata in tempus. Per questo motivo sono de importo umano sas cosas fatte de Dionigi Bitti, poeta de Oliana, che ha toppato sos pizzinos olianesos o de altre arbiddas a polisagere a conoscere s'arte desimprovvisazione poetica in lingua sarda. E dunque siamo noi in Uliana, in questo bel apposento che è sa sede tutto dessa proloco ulianesa, a un divanti di adesso un montone di cose belle con questo assozio, e siamo su un maestro, Dionigi Bitti, e poi sa poesia a bolo, questa bella arte, questo dono che hanno i poeti improvvisatori. Intanto, grazie a questo convito e per questa bella opportunità che si dona di entrare in domo tua a vedere come funziona da una lezione di poesia a bolo, itta si può contare ai giovani su casa, costano questo mondo bello della poesia improvvisata e dunque si raccontano un paio di cose, se no Dionigi. Grazie a voi, prima di tutto di essere venuto e portiamo bene bene a Uliana. Grazie. Non se nuovo in Uliana. No, questo luogo. Grazie a Dio. Già mi piace in me. Anno che vengo con noi, poi festa smanna, ho fatto qualche anno su diretta televisiva adesso incontro, questa bella cosa che va in noi in Uliana, che è proprio caratteristica di questa vita, ma poi su noi questo bello dono della poesia improvvisata. E Dionigi è uno dei poeti manno che si punti in questo mondo delle improvvisazioni, dei professionisti che cantano in palco e cantano in occasioni di feste e tutto quanto. E in questa bella occasione che tu hai donato, questo topico che teni di tanti in tanti con i giovani in noi in sede di Saproloco, in scuola, tutte le cose che ha fatto lui. E noi otteniamo questa bella grosità dei sciti, commenteghi, itta si deve sciti e comprendi, può diventare un poeta improvvisatore. Poi su dono delle improvvisazioni, tu dona a Deus. Però a ponni a posto tutte le cose ci vuole un maestro, no? Può donare consigli e tutto quanto, stai ci. Sì, abbiamo sempre bisogno di tutto. Se uno tiene volontà di che muore di imparare, per fortuna questo è vero. Però, aumenti stinante, su dono uno non si lo può inventare, o su ella. Però, se su dono solo non basta,
insomma un pausa pratica, un pausa de iscire o mente este su funzionamento de su canto. De su canto. Poi noi quando abbiamo poeta improvvisadori, in festa, generalmente funti poi santo imparadori, in festa manna e tutto canto. E ita succede, comincia a contare come è strutturata sa gara. Cioè, come si comincia, con l'esordio, il tema, sa serrata e tutto quanto. I giovani cominciano a comprendere bene, mancare di uscire perché antes ascoltavano un montone di gare, però è bello uscire come è proprio articolata questa gara. E poi intrauso a intro e conoscenze e tutto. Dunque, stando tante volte vos avete capitato di assistere in praza a questa gara poetica, mancari e nell'iscire perfettamente dei si tratta. Purtroppo questa gara si tende da pesciare e si ha preso un evento pro gente di una certa età e non pro giovani. Questa gara su vantaggio di tenedes è una cosa pro tutto, non tenete un'età è proprio dedicata a gara. Si anta anche pro su giovane, anche pro su anziano. E tutto canto sta nella capacità di questa gara della comprendere, della giudicare, una cosa i tenen so sardos, è un popolo di poetas. Non pezzi lì a scrivere e lì a cantare. Proprio la poesia la comprendere. È una cosa i tenen in coro. Tanto, aumenta sta articolare una gara poetica. Si comincia il sesordio. Prima di tutto si canta in ottava. Il testo notata, in sola la esatta, sottata su un 8 versos de endecasillabos, de 11 sillabas. La metrica de sottata antà, vinas i coincide de sottata scritta, non è da tanto da un calcolo, proprio una cosa matematica, è proprio la cadenza de su antu e ti dà la metrica, e ti rende su verso metricau, e suona bene. Tanto, la prima parte di questa gara è l'esordio. L'esordio in gara è proprio su comincio. Si comincia su saludo a questa vita. Sicuramente su 90% di queste gare si ha in queste gestas patronali, in queste gestas de sos santos, e tanto la prima cosa è nata su saludo a questa vita, se si andranno a cantare pro su santo. Si vi è già andato a questa vita o si è la prima volta e vi siete andando e i suoi colleghi vi stanno andando mancare un'altra volta e i suoi colleghi si sa dire. Questo non è su comincio proprio dell'esordio. Poi l'esordio è stato tema libero, si è andato a spaziare, potrebbe essere un concetto esterno un collega o di una cosa che è capitata di o di un altro batto, bina una cosa che può essere bien di sa praza o può essere capitata in questa vita da pa uite, è stato tema libero. Infatti, questo esordio nammoso serve di aumente professorio adorese sul riscaldamento prima di entrare in campo. Una cosa che vadesi, Dionigi, mi pare, dai, che si piace in meta, in sesordio, si sfutti pago, si potesi, sono contro l'altro, giocare a Saicci, questa è una cosa che vadesi sempre o è capitata a certi canconoti? No, più o meno capita sempre, magari serve proprio assaggiare la mutta di sadie. La mutta di sadie. La mutta, sormannoso, spoetarmannoso, navan sempre la gara dipende da essa mutta. La mutta a bella non può si controllare, però la notte è proprio di buona mutta, lo possiamo definire sestro, la mutta, su zero è di buona mutta, sono concettori fuori in conca e tutto. Su zero è proprio di mala mutta, si anta da un po' più di sforzo. Si anta sempre, però si anta più di sforzo. La mutta purtroppo è per fortuna sa sovrana e sa gara. Certo. E la gente si indabizza proprio, su pubblico, si abbizza proprio, ando su poeta, mutta buona. Proprio in cada verso si li nota e mutta buona. Poi,
bisogna essere fortunati se sono in mutta tutte due o tutte tre poetas. E in questo caso tanto la gara diventa veramente un divertimento per gli antanti e per gli urtati. Prima di tutto si canta per la gente. Su poeta non canta mai per isso. Certo. Su poeta canta per la gente. Anzi, potevo dire una cosa, che se tu tieni in una piazza, non c'è nessuno, se non c'è sta gente, non tieni manco sa ispirazione, sa mutta e tutto canto. Dunque, non c'è si canta per la gente, ma sta gente è indispensabile per porri e improvvisare, perché no, se non tieni nessuno, iscutta da, poi tu non tieni se stesso, non ti diversi nulla. Solamente ti posso narrare, in un spettacolo teatrale non vi sia su pubblico, l'esattore per il recitante, certo. si manca su pubblico. Ma su poeta Gallo e Pruso è improvvisando. Certo. Poi tu ascolta su pubblico, intendisi come sa reazioni, e dunque questo ti aiuta a improvvisare, intendisi che è dessa parte tua, tu sei prendi in modo giusta, dunque tutte queste cose fonti di importo, depende sciri spicciocco, fonti cose che si depende. Proprio perché con l'ire viene su un sguardo, a borta un risito del suo pubblico e tutto canto, un applauso ti piace sempre all'uttenere, in andes a lucchircare questo applauso, però ha piacere tutto. Se il pubblico è numeroso, è un pubblico attento, tanto viene a gara ad un'altra piega, proprio su poeta si impegna de pruso, si esalta de pruso, ando su pubblico corrisponde di tutto. Ecco, e poi una volta che ha fatto questo esordio narauso, onde si canta su santo, delle occasioni, e poi si gioca a pago si sfutti con i colleghi, e poi c'è questo bello a rituali, che si comincia a scioperare su primo dei due stemma, no? E ti succede, di commenti, tocca da fare, c'è alcuna cosa che tocca da uscire, può scioperare bene, non c'è commenti funziona da sa. Pro solito, allora, in Sarvidda si bada sul tema lo separa su il comitato organizza sa esta, o sono organizzatore di sa esta, e separano sul tema. Si bada gente, si l'intende in intro del suo comitato, se non pro solito dimandano a carca appassionata, uno lì si intende, pro solito termina gente tra il pubblico, lì bisogna andare, mancare in parco non bi antede. Pro dare sostemas. Sostemas namos a parte centrale dessa gara, a parte esa gente isetta de pruso. E sostemas sono duos, sono sempre duos. Caso raro si binna antau trese, ma pro solito sono sempre durerà duos. Un'ora e tutto, un'ora e pruso d'ogni tema, dunque se non fai danni vai de pruso, non c'è mai su tempo. Su tema il sarco della storia sa gara ha tenuto diverse rivoluzioni, se le possiamo narrare. Sos poetas della prima generazione, sos temas non fini longos, ovviamente hanno antau Tucone, antau Piras. In Tucone è cominciata proprio la rivoluzione dell'onghiare proprio su tema. E più o meno la durata è tenimmo oggi. Sul primo tema... È un'ora? Sì. Solito, in 90 minuti, su un'ora. Sì, Poi dipende da come sta andando sul tema. Certo. A volte può durare fino a un'ora. Se su capugara figura meda importante, è su i apiridi, la gara. Su i apiridi e su la tancada. Se si abbia sul tema sta andando bene, tanto lo tira di pruso e tutto. Uso è proprio l'indice di gradimento, ti lo dà sul pubblico. Se vi è sul pubblico bergodinde, tanto il lunghi arbinar de pruso. Certo, ma con i temi, siccome tu arrivi a Sangunisi, i poeti arrivano in su palco, e in questo momento scoprì che itta depende cantare, itta depende difendi, itta depende arma cosa sua devi gai contro i colleghi. C'è alcuna strategia, alcuna cosa che pensai, che si bene da conca, che esso su dei pentisciri può giostrare su tema, o è scetti questo di studiare, di leggi, di fare, di castigare? Conta sì questa cosa.
sicuramente non si mai sul tema adatto area. Purtroppo arriva ai cue, ti tira su bigliette su e ti to adatti antasa. L'unica strategia, l'unica arma e tiene su poeta è a iscire antas osas possibile. Prusis idi e prusis arvada. Non vada a teras strategias, è proprio de leghe sempre, di studiare, di si mantenere aggiornato e poi si tratta di cultura generale, si tratta di studiare de leghe antas cosas possibiles. Non è un esame che si preparando sopra un argomento, no, antos prus concettos tenese, prus ti può salvare e prus può essere bella figura e può rendere la gara piacevole e testa surtante. Sul primo tema è sempre, più o meno, è sempre un tema serio, un tema profondo, un tema che il poeta può spaziare, può essere solamente un tema storico, può essere un tema religioso, ma vada tantos argomenti, però sul primo è sempre un tema serio. E te proposare qualche esempio, può essere esa guerra, su coraggio e sa paura, s'amore su dolore, sa vita e sa morte, ustos es un tema ardiduoso, temas in tres serios binda tantos, sa vida e sa speranza e sa caridade, s'amore a sa patria, s'amore a Deus e s'amore a sa famiglia. Sono tutti temas fungudos, temas profundos e è proprio andare su poeta, e su poeta si deve impegnare a lo andare. Questo per quanto riguarda il primo tema. E dunque, poi questa regione, sicuramente tu non scegli mai che è su tema, e poi intessi mille e mille argomenti, questo che hanno due è importante umano che da pintisciri, cioè si preparai, leggi, studiai, conosci sempre per le cose possibili che aiutano a mantenere poi questa moda e questa cantata dei sumeri. E poi c'è via stanendo sul secondo tema. Sul secondo tema, solitamente, ma non necessariamente, è un tema più allegro, un tema più lepio. Mi capita a volte che diano due temi seriosi per narrare. In genere, questo allirgus, fammi un esempio dei temi allirgus che poi ti fai. Temi allegros può essere la bellezza e su dinare, per narrare, oppure temi in voga per narrare le mujeres. Se uno ha una mujer bella e però non è tanto onesta, uno ha una mujer fea però è onesta, uno ha una mujer ricca e però è fea. Un altro tema può essere su pretendente, una giovane bella e tiene due pretendenti, un pretendente giovane e povero magari e un pretendente ricco però vecchio. Si tratta, secondo tema, sono più lepioso. Insomma, e a sa gente piace tutto, piace anche su tema serio, sono temi più distensivi. E dura sempre un'oretta? In genere tiene una durata un po' inferiore sul primo tema, più scurza. Però insomma sempre in questo tanto un minuto allegamo, dai. Sempre... E poi accabato il secondo tema e ti tocca da fare. Tocca a studiare, penso, bene questa cosa della vita che ti combina. Poi tu arrivi in questa vita e devi uscire, che lì è su santo, che festeggiano a Sadì, devi uscire uno scanto cosa di questa vita. Allora, dopo il secondo tema, prima questa parte, questa parte di Susante e tutto canto, bisogna sarduinas e sarbaturinas. Certo. E che tutto sono di carattere lepio, di ammonare. Sarduinas sono sarduinas e batturinas, sono diretto dopo che in sul secondo tema non c'è la classica pausa e beste tra l'esordio e sul primo tema e tra sul primo tema e sul secondo.
in inde su secondo tema, su capugara sarci a diretto e terre a duina. Dopo 2 o 3 giri di duina, e qui ho a bordo terminare di prusu, a seconda sempre di aumentare su capugara, e qui si antan sarbatturinas. Sarbatturinas, si anta sa batturina, sa battoretta, sa novittola, sa paesana, sa buristera, sa bruschiestriglia e sa tarantella. E l'ordine è sempre cussu? Non si può di cambiare? Può variare. Sapere sempre se sa batturina e si tanca e sa tarantella. Ah, ok. A borta sa ieba cresci usa dispidida, pro narrere cali uno su battorone, o hanno che in bidda pro narrere apo cresci usu lianesa. Questa sta alla cantammo su lianesa. Questa è un'invenzione namor de anno. Bella questa. No, è una rivoluzione copernicana. No, però vabbè, insomma, questa è una cosa una cosa apprezzata. Bella questa cosa. E poi, ecco, sì, e come ti, questa duina, battorina, buschistrille, tutto questo che succede in questa parte non conclusiva, ma dopo i due temas, non c'è tempo su improvvisare in me, avuto punti gruzzas. Sì. Dunque, i tavadesi in genere in queste occasioni, tornare a si sfutti pagu pagu, tra vosaltro, come è questa cosa? Pro solito, sarduinas e sarbattorinas, ellas un torra, namoso attacco diretto, assune a satiro collega e insomma, sono de carattere lepio, diamo narrare, non sono impegnativa, solitamente, poi mi capita bene sarbatturina, di caricare bene roba, bene cosa seria e tutto. Poi, sa tarantella, pro solito, c'è sa ostilità, ecco. E qui si torna a sapere, diamo narrare. Una cosa, tu hai su poeta che comincia da comanda, da quando sei in tresi. Chi è che decide questa cosa, che è il primo che comincia questa gara? Come si fa ogni volta a sciri, caso Dionigi, per presto che è Agos o Porco o tutto canto? Per esempio, uno andando la vita sua, su mere e domo di ammonarrere, è sempre di capugara. Uso è una prassi, binasa, insomma, si rispetta sempre. E in atterolloso o a bortasa si tornava, oppure proprio la figura di su capugara. A me, per esempio, non mi piace fare su capugara. No, vino a pausarno no si capo cominciavo che sai antu, però vino a 2 o 3 anni fa non avevo mai aperto la gara, la prima volta l'avevo in bidda e tutto. Anzi, la prima volta andai in bidda non la può manca per te questa gara, no, mi sono rifiutato proprio di loare. Poi no, non è onore, ma poco lo meritavo. Dunque, a trascorrere prima di serrai questa gara, e mi voglio sciri, ma come testi in moi questa cosa? Cioè, tu i denisi, ci punti 2, 4, 6, 8 giovani, su picciocco, su scienze, che si accostano, e vogliono sciri e tutto canto, ma sul mondo della poesia, in moi, come questa poesia improvvisata a Bolu, come testi in questo momento? Poeta, ci ne punta abbastanza, c'è questo interesse da parte dei giovani che si punta a costendi, poi sciri, ci punti giovani che punti cominciando a cantare o c'è da si preoccupare un po' su tempo venidore? Ecco, Naro, te si preoccupare binda sempre. Un'arte per poter andare da innanzi deve essere sempre scoltivata, deve tenere sempre l'infa nuova e tutto. A domani siamo poeta, siamo pausa. Siamo pausa. I giovani, insomma, che siamo tornati a tre battere. De Sallevas adesso anni 80, siamo seguo Giuseppe Porcu e Diego Porcu. Ego del 81, Giuseppe e Diego sono del 80 imme. Questo Resenese adesso anni 70, poi Zanda da sedade sempre più crescente. Siamo viendo è a ricambio che non binda. Vada piccino si sono
pro fortuna, es una costante, vinas pro curiosidade, pizzinnos momente poden essere issos, es una costante a sortare esas garas e tutto. E speranza este e proprio provene a andare in modo di comprendere se uno su dono de podes andare lo tenere. Certo. Se uno non prova, solamente uno può essere un calciatore nas io. Se non ha mai toccato un pallone in mano, non si può dire se ha da diventare un calciatore o no. Usando questo esempio terra a terra, ma certo. Este ergai. Quindi nos preme proprio si va per antos più spizzinos possibile e proven proprio a andare. Agai, alla comprendere, Sorgiova non la comprende questa poesia. Certo. La comprendere, sono spizzinos, sono binasa forse più sabistor, binarde mentre potevano esprimere e tutto, e la comprendere. Noi se lo vediamo, spizzinos si vengono a urtare esa gara, mentre possono essere issos, esa gara la comprendere. Un esempio, ando immos al laboratorio in isola, un esperimento e ponimos a fare, esos pizzinos dopo e mi spiegavo mentre funziona esa gara, e sta a narrare, dainos un tema a voi, sommo. Ega, è capitato tante volte, esos pizzinos nos ha mandado temas originales, temas bellos de podes andare in parco, me dar voltas pur de esos andare in carchi esta. È importante questo, vuole narrare sì. No, pensavo di fare una cosa. Secondo me questa gara è strutturata con i 2 o 3 poetas, ma c'è una cosa che è s'anima, che arrigi tutto, che è sul canto a tenore, sul tenore. E 3 voci che si accompagnano. Noi su chi ne teneus, potevo fare una cosa, tu vuoi presentare tu? Io teniamo un tenore, de giovane e tutto. Io si presenta in solo. Davide Polighito, che non canta la città tenore, ma questo ormai è un artista, un montone di cose. Il tenore è strumento di questa gara. Sicuramente tu, per questa occasione di oggi, ha fatto bene questo tenore del giovane e tutto canto. A me mi ha da piacere, poi si conta se come si serra questa gara con su tema, con questa cantata a su santo, a sabida e tutto canto. Ma mi ha da piacere, sicuramente punti in 8 uno dei vosaltros che mi dona un tema, uno spunto per improvvisare e ci si fa bere subito come in testi, no? Tu potevi fare questa cosa? Certo. Tocca uno che, visto che tu conosci tutto, no? Fai donare un tema, improvvisare un moi, e tu si devi fare bere, vai a bere a esso, su come ti nasci, su primo verso, poi mancai dopo, non è che dobbiamo fare tutta la gara, però se ti vuoi scegliere come si può cominciare, e ci biesi, come ti nasci questa cosa. Tocca, senza tenere breguncia, io. La gioventù de Como, non sa gioventù, ma sa gioventù de Como, una cosa di importo. Da chi siamo sino che questa sera a tutti auguri e salute. Che fa che siamo sul maniera un tema mandato de virtute che attinente come stincustera deo e cantare esa gioventute la gioventù è come de sicuro uno che tiene da su futuro. Questo è solamente cominciare un tema. Cominciare un tema, bellissimo. Annunziata sul poeta, sul tema il andau, in questo caso non la nanabo, però in genere si dai su bonette si tira un biglietto dove è scritto sul tema
i hanno separato su comitau, su organizzadores, e su poeta annunciata su popolo non discidi, quindi annunciata su tema e deve andare. Deve nada ego anto la gioventù de oggi. In questo caso, essendo un tema de duos, però narrare zatero poeta sicuramente li to alla la gioventù de prima, aumenti na prima. Questo è un tema bello. Complimenta, gliela dau. Sì, questa non ha, ripeto, la gioventù, ma la gioventù de oggi, dunque questo sui cerrienta il millennium, dunque che tiene questa tecnologia già è come dire, intrinseca da dentro a intro, e dunque tenete una relata con tecnologia nuova, differenti da questa che tiene questa generazione cosa mia o sa tua. Dunque, torniamo a Sagara. Sono giovane ben seco, però. Già giovane? Sono giovane ben dunque, non che è isso. Un'altra cosa, è se esordio, su primo tema, su secondo, e poi tutto sa ripetizioni che si fa, finza con boschistriglia, quadriglia, tutto canto, e poi come si serra questa gara? Vinasa a su 1976, la gara si serrava da issa moda. Sa moda pro su santu, principalmente, questa aumentamo now, sempre pro su santu. La moda è un componimento retrogrado, un componimento complesso, riabbina sora della antare e tutto. E su 1976 hanno deciso i poetas di non antare prusu. E da tanto si anta su sonetto. Su sonetto non è su sonetto classico de Batturdighi. Se scominciamo a andare proprio su sonetto de Batturdighi versos. O si nada sonetta oda o sonetto bruriu, e su primo si anta su sonetto sempre de Batturdighi, poi a discrezione de su poeta si canna sempre sterzinas o duinas, siano alternato, siano duina serrasa, e su sonetto è antada sa vita e su santo. Dai ando io, dai ando a tegnosa vocazione, ita fatto, si ha fatto miracolo, o mentre morto, uber morto. Dunque però ti devi studiare tutta la geografia di Susanto, no? Tutto la vita di Susanto ti la devi studiare, bada santo poi binasa pro uso era un sonetto lungo o corto, a portare dipende binasa da Susanto e Sant'Ande. Se è uno santo e ha fatto meda, e ha fatto miracolo meda, e è stato martirizzato, e tutto questo, tanto è un sonetto brurio, non ti bastano questo verso per andare la vita. Questo è la prima parte del suo sonetto, e antasa la vita e la morte di suo santo. Poi si ha l'invocazione a suo santo pro la vita. Pro la vita di mantenere la gente sana, si binda malavidos e coiten a sanare, e mande di favore a sannadas per i pastores, per i massaios, e su lavoro si può riprendere, e da sapere la ricchezza e tutto. E abbiamo la seconda parte del suo sonetto. La terza parte del suo sonetto è sul ringraziamento a chi ha organizzato la serata, a suo comitato, a suo presidente del suo comitato, si vada un presidente. Ringrazio il presidente, il comitato, tutti i organizzatori e tutti che hanno partecipato a questa, invocando per loro la grazia di suo santo. Poi, che ti succede? Una prassi besta soda magari noi pure siamo umani e sbagliamo meda, pedimos perdono de esos errores, hemos atti esa gara e nos despedimos augurando de nos viesanos da nuovo e con suo pubblico a sostentarnos possibilmente. Bene, bella questa puntata di oggi.
mi piace in me, poi se un trauso proprio a intro de sa poesia a Bolu, che è un dono umano cadenesi, e una questa preoccupazione che appunto troppo vago su i poeti che a noi appunto professionisti salzano su palco e fanno queste attività, però tenevo speranza che in suo tempo benitori giovani su come isso su o corso su che anti seguiu, i corsi che ha fatto lui in scuola, in laboratori, tutte le cose che ha fatto, poi tocca da diadero a tenere conto di cosa che si offendi lui, poi vai a conoscere giovani su quest'arte di importo umano e dunque se sti diadero su bella e meritoria questa cosa che si fa dentro. E dunque spero che questo giovane si possa stare sempre depruso, appassionare, accostare a questo mondo e mancare provare. Io punti a guago dimmi tu, se andassi a verità, ma poi tu non provai a improvvisare un verso e mi pare che non ci rinescevo, se no, nessuno so, e fu sempre convinto so, di no. Però devo fare una cosa, in moi. Intanto di adesso, grazie a Posato, io spero proprio che non ho avuto, insomma, mancai in meta dei gusti su Deo fra 10 o 15 anni, su pattubiai in spalco, se mancai a gatto cantendi e improvvisendi, che adesso è una cosa bella. Su tenore già invece già in giro a cantare e andare a Eci. Deodoro grazie a tutti. Dionigi Bitti, al suo presidente del Proloco, ma non scelti il suo presidente Malimodi, ma proprio a tutti i soci del suo socio del Proloco Ulianese, voi siete posti a disposizione, a tutti siete posti a disposizione questo bel apposento che diventa da questa scuola cosa tua e poi potete sapere adesso su vanti di adesso su un montone di cose belle, se dunque grazie a di adesso su prodotto e buone cose che hanno a fare per Uliana. Grazie ai giovani su tenore e devo in Mapolli Serrai, se tu indire in Ghana, tu fai. Ci mandavo su Massimo Pinna che monta da questa trasmissione, poi rimandare questo che si arriva sui titoli di coda e dunque se vuoi salutare questa gente, ricordando che ha partecipato, che ci si dato i nomini di questo giovane, saprò Locke e tutto canto, e mi ha da pragi un saluto, cosa tua, mancando improvvisata o a pizzo di una lezione o a pizzo di un maestro, non riuscivo su tema che li dire, ma giusto ponnai uno scanto verso su può salutare tutti i spettatori del suo canale 79, della radio televisione sarda, questa televisionetta che a noi ho fatto nascere, che fu data de cosa sardasa, de cosa bella sardasa in sardo e questa è la cosa di importo romano che si dona soddisfazione. Dunque, Dionigi, ti lascio, anzi pongo proprio sul microfonetto, aspetta che io faccio un vago di burdello con le telecamere, però siccome di gusto via da poi spicciocchetti che hanno non tanti manco utilizzato, io pongo un noi, tu dureni sul microfono cosa tua, però poni questo puro non si scimai e poi ti dessi di aggiuro. Deo mindi poco proprio, si saluto con Posatro, che si chiede del domo, si bieuso, si va a piacere, sa che bene, con un'altra topi, un'altra puntata del maestus, con un altro maestro. Oggi ho tentato su maestro Dionigi Bitti, sa che bene, devo scoprire impari. Grazie e si lascia con uno scanto verso su improvvisato, proprio di Dionigi Bitti, con i giovani su tenore Ulianeso. A tu. Sumile dono che appi in consegna in coro mi ponesse emozione di una rera custa gente digna che è presente in questa occasione. Chi ho è tutta canta sa Sardigna, non sa baida in televisione. A suo programma intanto riguardo so contento che si tratta di sardo. E spero s'ultima non si accosta. Lezione
paguemos un pare. Sicuramente il del verso si infusta, tot tu canto il già potedes cantare. Cala narresa verità giusta, in sa vita va sempre di imparare. E podonzi persone sun solvantos, intanto bo saluto a tutto canto. Custatividadi, estetia realizzata con s'aggiudo della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.